Tutto in una notte di follia tra le luci e i suoni della movida di Jesolo. Sono quasi le 4 del mattino quando dal muretto, la discoteca più alla moda, esce un ragazzo di 18 anni di Milano. Non sta bene, viene avvicinato da due giovani che lo soccorrono, ma le loro intenzioni sono altre. Lo trascinano in un angolo buio e lo derubano del cellulare e del portafogli. Alla reazione del poveretto, diciamo, il malcapitato, questi cominciano a minacciarlo dicendo che se gridava o facesse qualcosa per attirare le persone, lo avrebbero buttato nel fosso, lo avrebbero ammazzato. La musica, le luci, i suoni si mischiano in un cocktail stordente. Jesolo vive, ma tra le pieghe della notte sta per esplodere la follia. I due aggressori fuggono. Sono ventenni di Mogliano Veneto, di origine tunisina. Il più giovane ha precedenti per furto, ma il boss è il più grande. 26 anni e un curriculum criminale di tutto rispetto. In passato è stato arrestato per rapina aggravata e lesioni personali gravi. A Jesolo torna a colpire e lo fa davanti agli occhi della fidanzata, una ventenne trevigiana. I ragazzi sono venuti a Jesolo a divertirsi, mentre c'è gente che a Jesolo ci viene per delinquere. Alla fine chi ci ha rimesso la città e i giovani nostri. I due tunisini e la ragazzina dopo la rapina salgono su un pullman, vogliono andare a Marghera ma l'autista li blocca, la corriera è già stata noleggiata. Arriva da Piove di Sacco, ha portato 50 giovani padovani a Jesolo. A bordo sono rientrati già 20 ragazzi, ma i delinquenti non si arrendono. Stordiscono un passeggero con una bottigliata sul viso, poi con i cocci di vetro minacciano l'autista. Sequestrano la comitiva, rubano zaini, felpe, giubbotti. Il bus parte, il conducente li convince a scendere all'altezza del McDonald's. Il fast food a quell'ora è pieno. Il nostro è un locale sempre aperto, non distribuiamo alcol ovviamente perché è la nostra politica, e ospitiamo veramente tantissimi giovani di notte e sabati. I rapinatori scendono e iniziano a spartirsi il bottino, ma dopo pochi minuti il pullman torna. Adesso però è pieno, a bordo ci sono tutti i 50 padovani derubati, alcuni affrontano i due tunisini, calci, pugni, i giovani criminali fuggono verso la stazione delle corriere dove vengono bloccati dalla polizia e denunciati. La ragazza, quando vede la polizia, cerca di nascondere delle carte di credito, quindi vengono presi tutti e tre, accompagnati in questi uffici, dove venivano perquisiti e veniva rivenuto tutto quello che loro avevano asportato. Le voci, gli urli, la violenza sfumano all'alba. Jesolo si addormenta. Luce e musica si spengono, resta solo il silenzio. Un silenzio assordante che inghiotte le ultime tracce di una notte folle e feroce.